Terme Euganei accetta la sfida europea sulla longevità. Il distretto di Abano e Montegrotto punta a diventare polo di riferimento della cosiddetta longevity economy, l'ecosistema legato all'invecchiamento attivo della popolazione. Salute, turismo e ricettività al centro dell'incontro tenutosi lunedì 2 marzo in provincia, a Palazzo Santo Stefano. Ma partiamo dai dati. L'Italia si presta ad affrontare l'inverno demografico, ma se i dati dell'inverno demografico vengono letti con una visione strategica possono essere veramente interessanti. Gli over 65 sono circa 15 milioni, quindi il 30% della popolazione nazionale, e attorno agli over 65 ruota una economia che li riguarda direttamente, che pesa il 30% del PIL nazionale. Ecco, quindi partendo da questi dati, le terme euganee e i colli possono essere un laboratorio interessante per far fruttare un'economia che oggi è ancora in parte da scoprire, ma che può essere un'economia che porta a grandi risultati e soprattutto un lungo periodo di prova, ma poi anche di efficienza. In Italia vivono oltre 14,5 milioni di cittadini con più di 65 anni, quasi un quarto della popolazione, una fascia destinata a superare il 30% nei prossimi decenni. L'economia generata da questa porzione demografica vale già circa il 30% del PIL, non una nicchia assistenziale, ma un comparto tra i più rilevanti del paese. Il prodotto principale, ovvero l'acqua termale, ovvero la fangoterapia, le terapie inalatorie, sono un prodotto tendenzialmente rivolto principalmente alla cura quindi dell'artrosi, dell'artriti, periartriti e quindi a tutti i dolori reumatici. Insomma, sappiamo che l'acqua termale è un potente antinfiammatorio, un potente cortisone naturale senza controindicazioni, perché questo va specificato, ecco, a differenza invece della medicina tradizionale, no? Ecco, e quindi è un prodotto altamente a target per, diciamo, ecco, quell'età, diciamo, quel specifico segmento di mercato. Diversamente non dimentichiamoci anche poi il fattore prevenzione, quindi non è un prodotto rivolto solo alla silver age, ma è un prodotto rivolto anche a quelle persone, e oggi c'è una grande sensibilità nei confronti del prendersi cura di sé, seguendo un po' i consigli del buon medico di famiglia, no? Ecco, i quali diceva quindi mangiate bene, dormite bene, fate movimento. Oggi aggiungerei anche fate prevenzione. Il passaggio concettuale proposto dalla conferenza è netto: superare l'idea di silver economy, legata a prodotti e servizi per la terza età, e abbracciare la longevity economy. Un modello che non si limita agli over 65, ma riguarda l'intero ciclo di vita, con l'obiettivo di prolungare gli anni in buona salute attraverso prevenzione, tecnologia e qualità della vita. Andrea Tezzon del Consorzio Terme Colli Marketing. Come vi approcciate a livello comunicativo e informativo nei confronti di questa clientela particolare? Allora, per noi non è una clientela particolare, per cominciare, è un segmento di mercato al quale siamo affezionati da decenni, è un target che è perfettamente coerente con il nostro tipo di servizio e di prodotto. A livello comunicativo oggi tutto si muove sul digitale principalmente. Chiaramente questo tipo di segmento richiede un'attenzione anche sui media tradizionali, quindi sulla carta stampata e televisione e radio. Devo però dire che ci stanno venendo incontro le nuove tecnologie, che poi nuove non sono, e quindi lavorare sui social con un targeting molto mirato e con messaggi e comunicazioni specifiche oggi porta dei notevolissimi risultati in termini di efficienza. Ogni anno di autonomia guadagnato riduce la pressione sulla spesa pubblica e libera risorse per lo sviluppo. In questa prospettiva, il distretto termale euganeo e le alberghiere sono chiamate a evolvere verso un modello di ospitalità rigenerativa, con spazi, sensori ambientali, assenza di barriere architettoniche. Il concetto di Longevity Suite sintetizza questa visione. Non una camera adattata, ma uno spazio progettato per sostenere l'autonomia dell'ospite senza evocare un ambiente sanitario.
Il segmento turistico legato alla popolazione anziana presenta caratteristiche favorevoli: soggiorni prolungati, preferenza per la bassa stagione e capacità di spesa elevata, fattori che contribuiscono a destagionalizzare i flussi e a stabilizzare l'economia del territorio.